garçon! Bonsoir, messieurs, come andiamo oggi? Oh, meglio! Presto, Sofia, un secondo, messieurs! Mi aiuti, coglione? Oh, messieurs, oggi nel menù abbiamo il suo piatto preferito, la lepre in salmi. La lepre è molto frullata e la salsa è ricca di gramagni, alici, fragranze e grappato. Oh, messieurs, vuole subito un aperitivo o andiamo subito all'antipasto? Donc, come antipasto abbiamo carote, uova benetton, piccole uova di quaglia con una salsa di funghi champignon molto delicata e raffinata. Portami tutto. Oh, stupendo, magnifico! E come lo vuole, messieurs? Vuole che io lo metta in un secco e glielo frullo tutto? E con le uova in cima, però. Oh, certamente, avec... E noi lesinate sul pane. Oh, messieurs, stia tranquillo, mi assicurerò personalmente di farla avere la porzione normale. Anzi, no, messieurs, mi assicurerò di farla avere doppia porzione. E da bere, messieurs? Portami 5 bottiglie di Chateau del 45. E 4 bottiglie Magnum di champagne. E la solita birra scura? Sì, ragazzi no. Portamene solo 6 casse. Spero che messieurs non abbia esagerato nel riserva. Scusi, ecco la prosecchio, Sofia, presto un puliscimo per terra. Qualcosa non è stato di vostro godimento? Oh no, la cena era eccellente! Se non siete soddisfatti del servizio? No, era tutto perfetto. È solo che ho delle porzioni molto abbondanti, come sempre del resto. E poi dobbiamo andare a prendere il treno! Sì, dobbiamo andare a prendere il treno e non vorrei cominciare a sanguinare su tutti i sedili. Andiamo, caro. Oh, è stato un piacere avervi avuto qui. Spero di rivedervi presto. Au Ok. revoir. Presto, Lucia. Lasciala per terra, subito. Oh, spero che è stato tutto di vostro godimento, monsieur. Deve essermi entrata uno scarafaggio dalla scarpa. Oh, sono Dai, coglione! E voilà, la bestiaccia schifosa è stata uccisa. E ora, monsieur, se mi permette, vorrei offrirle una mentina. Oh, abbiamo, monsieur, solo una piccolissima mentina. Vaffanculo, sono pieno! E una sfoglia sottilissima, monsieur. Senti, sono proprio pieno, non potrei mangiare nient'altro. Levati dai coglioni! Oh, faccia uno sforzo, monsieur, piccola mentina. Oh, su. Va bene, una sola. Sapete, spesso a quest'ora, dopo una dura giornata di lavoro, mi domando se scoprirò mai qual è il vero senso della vita lavorando in un posto come questo. E vi rispondo sempre, ripensando alla mia splendida infanzia, e quando vivevo tra le montagne, e quando correvo gioioso tra i prati intorno a casa mia, o quando bevevo l'acqua del ruscello, o quando mungevo le vacche
pensa a un momento in particolare, ma forse è il momento più importante di tutta la mia vita. Un giorno che mia madre, poco prima di morire, mi prese in braccio e mi disse: Gaston, figliolo, il mondo è un magnifico posto, devi amarlo e rispettarlo, devi amare tutti quanti, anche quelli che ti trattano male o che ti fanno dei torti. Devi amare gli arroganti, gli sbruffoni, gli ipocriti, i presuntuosi. Anche se avresti voglia di picchiarli, non lo fare. Fai un bel respiro e trattali gentilmente. Fai felice più gente possibile e porta pace e contentezza in qualsiasi posto tu vada. Porta sempre con te il tuo magnifico sorriso. Bon, è per questo che sono diventato cameriere.